Sì, grazie Presidente. Non essendoci l'assessore competente in materia, do per letta la mia interrogazione, attendo la risposta e lascerò un minuto in più per la replica se dovesse servire. Grazie. Prego, Assessore Roberti. La prima questione sollevata concerne la presunta non conformità all'articolo 172, comma 8, lettera G del Codice della strada degli autobus classificati M2 e M3 della ditta Arriva Udine SPA, adibiti a trasporto extraurbano in quanto sprovvisti di dispositivi di sicurezza per la ritenuta per i passeggeri a sedere. L'articolo 172 del Codice della strada, che disciplina l'uso delle cinture di sicurezza e non l'obbligo di dotazione delle stesse dei veicoli, al comma 6 dispone che tutti gli occupanti di età superiore ai 3 anni dei veicoli delle categorie M2 e M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. Il comma 8 del medesimo articolo dispone che sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i passeggeri dei veicoli M2 e M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale che circolano in zona urbana. Dalla lettura delle norme emerge pertanto l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autobus utilizzati per il trasporto extraurbano qualora gli stessi siano dotati di detti dispositivi. Infatti le norme nazionali in materia di derivazione comunitaria non prevedono l'obbligatorietà dell'installazione delle cinture di sicurezza sui veicoli omologati di categoria M2 e M3 con caratteristiche costruttive di classe 2, ovvero destinati al trasporto di passeggeri seduti e in piedi. Un tanto è stato ribadito dalla circolare del MIT del 3 settembre 2010 che si riproduce per la parte che qui rileva: i veicoli delle classi 1, 2 o A appartenenti alle categorie M2 e M3 possono essere muniti di cinture di sicurezza e o sistemi di ritenuta purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva. Direttiva 2005/41/CE, ancoraggi delle cinture di sicurezza. Da tale indicazione risulta che per i veicoli di classe 2 appartenenti alle categorie M2 e M3 non sussiste l'obbligo di essere muniti di cinture di sicurezza. Per quanto poi attiene all'attività del servizio motorizzazione, si evidenzia che i tecnici in sede di collaudo ai fini dell'immatricolazione dei citati mezzi si limitano alla verifica della corretta installazione di dispositivi omologati. I tecnici procedono anche alla verifica della corretta installazione delle cinture di sicurezza solo laddove, però, l'omologazione del veicolo prevede la loro presenza. Non è posta in capo alla motorizzazione regionale alcuna facoltà di sindacato sull'omologazione del veicolo e conseguentemente sulla decisione di installare o meno le cinture di sicurezza. Per quanto attiene alla seconda questione sollevata concernente la circolazione di suddetti veicoli con passeggeri in piedi, si rappresenta che gli autobus di categoria M2 e M3, a seconda della classe di appartenenza, possono prevedere o meno la presenza di passeggeri in piedi e di questa eventualità viene fatta menzione sulla carta di circolazione, ove è riportato il numero massimo omologato di persone a sedere, così come quello di passeggeri in piedi. Nella fattispecie gli autobus di classe 2 sono veicoli per il trasporto di passeggeri seduti e in piedi nel corridoio e in zona che non superi lo spazio previsto per 2 doppi sedili. In tale ambito il Servizio Motorizzazione Civile regionale non esplica alcuna attività facendo fede il contenuto della carta di circolazione. Per quanto attiene alla richiesta di fornire copia della necessaria autorizzazione a far circolare i mezzi di alcune tratte extraurbane con viaggiatori in piedi, che sarebbe parte integrante della carta di circolazione dei mezzi stessi, che pare riferirsi ad aspetti relativi alla sicurezza del viaggio, si evidenzia che l'autorizzazione contrattualmente prevista allo svolgimento di servizi di trasporto extraurbano con persone in piedi, comunque in via eccezionale per brevi tratte, attiene ad una valutazione che la Regione si è riservata rispetto ad aspetti qualitativi e di comfort di viaggio da assicurare ai viaggiatori e non di sicurezza del viaggio, in quanto tale ultimo profilo, come sopra evidenziato, riguarda la fase di omologazione del mezzo e della definizione in tale sede del numero di passeggeri a sedere in piedi consentiti. Da ultimo, nella nota della UGL 20 settembre 2022 si segnala la presunta pericolosità derivante da un mezzo in circolazione senza la presenza a bordo dello stesso della ruota di scorta. Sul punto si sottolinea che tale dotazione non solo non è prevista come obbligatoria del Codice della strada, ma non vi sono inoltre esperienze o evidenze di natura tecnica meccanica tali da far ritenere che un autobus privo della ruota di scorta posizionato sulla parte anteriore presenti meno aderenza al manto stradale, ovvero manifesti una maggiore resistenza agli urti, non assolvendo la ruota di scorta tali funzioni. I tecnici della motorizzazione in sede di revisione periodica verificano solamente l'idoneità degli pneumatici installati alla circolazione stradale e la rispondenza degli stessi alle misure previste sulla carta di circolazione. Grazie Assessore. Consigliere Sergo.
Sì, ringrazio l'assessore ovviamente per aver letto la nota fornita dalle direzioni competenti. Rimangono alcuni punti, diciamo, non risolti, Assessore. Il primo è perché non avete risposto al sindacato che vi ha fatto la richiesta. Non lei direttamente ovviamente, ma chi avrebbe dovuto e chi aveva la competenza di farlo, visto che è passato più di un mese e mezzo da quella che a tutti gli effetti è una richiesta di accesso agli atti, perché se vi si chiedono le autorizzazioni per poter circolare anche in piedi per quei brevi tratti che ricordava lei, credo che si sarebbe potuto rispondere o che le autorizzazioni non ci sono perché non sono dovute o perché non gliele volete dare per qualche motivo. Bastava rispondere, se no non sarebbe stato necessario presentare una IRI di questo tipo. Sul resto e sulla prima parte che ovviamente lei ha letto, mi lasci solo un minimo di perplessità. Capisco che ci siano circolari del Ministero dei Trasporti, però laddove si dice che è obbligatorio avere le cinture di sicurezza, se le cinture di sicurezza ci sono, io credo che se vogliamo parlare di sicurezza stradale e non di comfort di viaggio, che è un'altra cosa rispetto ai passeggeri in piedi che appunto ricordava lei nella risposta, sia interesse di tutti fare in modo che quei passeggeri possano circolare nella massima sicurezza possibile. Quindi quando si vanno a omologare nuovi autobus o nuove corriere, in questo caso, visto che stiamo parlando dell'extraurbano, dovrebbe essere diciamo, interesse anche della ditta che fornisce poi questi mezzi per ovviamente gestire il servizio di trasporto pubblico locale, di quantomeno comprarli già dotati di quei sistemi di sicurezza. Perché sennò veramente siamo fuori da ogni logica possibile, dove diciamo se ci sono è obbligatorio, se non ci sono va bene così. Allora dovrebbe valere anche se ci sono, non è obbligatorio metterli, perché allo stesso modo un bambino, perché stiamo parlando poi in realtà di spesso e volentieri di bambini, ma in realtà anche di adulti, non è che è più o meno garantito dalla presenza del dispositivo di sicurezza. O serve o non serve. Se serve dovrebbe essere su tutti i mezzi. Se non serve si va, si prega e si spera. Comunque la ringrazio per la risposta, però rispondete anche a chi di dovere perché, ripeto, è un mese e mezzo che aspettano questo tipo di informazioni, per cui credo che nei limiti diciamo, anche dei rapporti con una sigla sindacale sia al minimo fornire le dovute risposte. Grazie. Grazie.